I giudici hanno analizzato la cosa e hanno dato parere positivo, quindi per il momento, io penso per sempre, respiriamo, insomma. Sostanzialmente i soldi, il finanziamento pubblico era stato utilizzato, come voi avete sempre sostenuto, con i crismi della legalità. Assolutamente sì, ne eravamo sicuri, ne eravamo convinti, abbiamo anche tutte le dimostrazioni, quindi c'era una lettura che ci consigliava, che ci considerava delle persone, diciamo, poco serie, per non dire dei delinquenti, e noi invece in 70 anni di azienda siamo sempre stati ligi e verso le cose giuste, insomma. I fondi sono stati, abbiamo pagato alcuni fornitori, abbiamo investito in macchinari e abbiamo pagato le nostre consociate estere che lavoravano per noi, lavoravano per Renault, lavoravano per Peugeot, quindi era il pagamento di fatture tutto regolare, neanche un euro alla famiglia, ai soci, a nessuno.